Ed ora per la nostra rubrica del sabato, la nostra rubrica in bianco e nero della vecchia Padova, andiamo alla scoperta delle strade del ghetto. Vediamo il servizio di Andrea Moretto, sentiamo. Le tre strade del ghetto antico, la loro storia che si intreccia nei secoli, via dell'Arco è quella più stretta e più caratteristica, le case alte con tanti piani conservano ancora tracce di decorazione nelle pietre dei portoncini e dei poggioli, teste barbute di donna sono scolpite nelle mensole a sostegno dei poggioli di alcune abitazioni, mentre accanto si può osservare una tipica casa a torre. Via San Martino e Solferino, la più bella e meno stretta delle strade del ghetto ed è dotata di portici. Al numero 13 c'è la sinagoga italiana con la loggia cinquecentesca, di fronte sono visibili in alto i finestroni con colonnine della sinagoga spagnola, ora inclusa in un alloggio di abitazione. Ghetto come zona di commercio, ma dove vivevano anche molti benestanti, la casa Salomon, ora divisa in appartamenti, dove provvisoriamente trovò sede il collegio rabbinico, poi trasferito a Palazzo Cumano in via Barbarigo, ora liceo Nievo. Tra casa Salomon e l'albergo Toscanelli, una porticina con una bella cornice di pietra porta alla casa Castelfranco, nascosta da casa Salomon e senza affaccio sulla via, dove vi era un asilo, una scuola elementare ebraica. C'è anche un bel palazzo, che è Palazzo Fondaco, una casa Fondaco, Palla Strozzi si chiama, ed ha una caratteristica perché c'è un bellissimo portico molto alto con al centro un rosone con la stella di Davide, che era, diciamo, la videocamera dell'epoca, perché potevano vedere sotto il portico chi c'era e anche parlare, ovviamente. Nella stessa casa c'è un finestrino arabescato che è puntato dritto su via Fabbri, e da quel finestrino potevano controllare la piazza delle Erbe e quindi controllavano sia i commerci, i loro commerci, ma anche quello che poteva succedere politicamente o quant'altro. Era un bel mezzo di ispezione e di controllo, sì. Il ghetto chiuso durò fino al 1797. Con l'arrivo delle truppe francesi napoleoniche vennero distrutti i cancelli e abolite le discriminazioni sugli ebrei. Nel 1862 si decise di unificare i riti utilizzando la sinagoga grande di Via delle Piazze. La sinagoga italiana venne utilizzata come sala conferenze e la sinagoga spagnola abbandonata. Nel 1943 la sinagoga grande fu bruciata, un anno più tardi gli ebrei furono trasferiti a San Sabba e poi deportati ad Auschwitz, su circa 300 una sola persona tornò. Dopo guerra si è riunita di nuovo e adesso più o meno praticanti, diciamo gli abitanti nel ghetto sono 200. C'è ancora proprietà, qualche proprietà e ancora qualche azienda di questo del ramo, diciamo, non delle strazzerie ma delle stoffe di questo tipo di merce. 10 giorni di feste in massa.